Gianfranco Miccichè guarda al terzo polo e dall'incontro romano con Casini e Fini pare ci sia piena sintonia per il sostegno compatto al candidato sindaco di Palermo Massimo Costa. L'ex presidente del CONI siciliano gode dell'appoggio del terzo polo e per una parte del PDL sarebbe il candidato ideale per il partito di Angelino Alfano. Il leader di Grande Sud, Miccichè, in una recente intervista ha affermato di aver fatto la scelta a favore di Costa, ma di continuare a lavorare per una ricomposizione del centrodestra. Per Miccichè sarebbe un errore non convergere tutti sul nome dell'ex presidente del CONI. Sull'incontro avuto nei giorni scorsi con il segretario nazionale del PDL Alfano, l'esponente del Movimento Arancione rivela di aver detto a chiare lettere che non ci sono le condizioni che Grande Sud e le amministrative di Palermo possa sostenere un candidato del PDL e che Alfano gli avrebbe chiesto di adoperarsi per favorire l'allargamento al PDL della coalizione che sostiene Costa. Possibilità che Miccichè non scarta. E sulle riserve espresse da alcuni esponenti di Future Libertà e dal presidente della regione, Raffaele Lombardo, su un possibile accordo con il PDL a Palermo, Miccichè non è favorevole e ritiene che non è il momento di spaccare i partiti, pratica cara a Lombardo, è piuttosto tempo di lavorare di testa e non di stomaco. Bisogna costruire la casa dei moderati, mettere su un nuovo polo che non è quello della libertà e non è il terzo polo e non si può fare tenendo fuori quell'ampia fascia dei moderati che sta nel PDL. Fini e Casini stanno ragionando e nel frattempo il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Francesco Cascio ha dato la propria disponibilità a candidarsi a sindaco di Palermo e quanto emerge dal vertice in via dell'Umiltà tra il segretario del PDL Angelino Alfano, i coordinatori del partito in Sicilia e a Palermo Giuseppe Castiglione, Francesco Scoma, Giampiero Cannella e lo stesso Francesco Cascio. Prima di ufficializzare la candidatura di Cascio, che ha accolto la proposta del suo partito, tuttavia il PDL aspetta di comprendere se ci sono margini per un accordo col terzo polo e il Movimento per l'Autonomia, in seguito ai segnali di apertura che arrivano dal candidato a sindaco Massimo Costa, amico proprio di Francesco Cascio. Tantissimi volontari, tantissimo entusiasmo.